L'anerano, ma come si fa l'anerano? Ognuno la fa alla sua maniera. Io cerco di dare la mia interpretazione dopo 20 anni di Campania, perché ognuno poi alla fine la fa come la vuole. Ma ci va o non ci va sto provolone del Monaco? Io ho l'impressione che ci mette il formaggio che si trova a casa. Noi col nostro pensiero abbiamo deciso di utilizzare un grana padano di media stagionatura e una punta di pecorino, che bene sì, quella leggera nota acida la faremo ritrovare col pecorino, però che nessuno mi dica allo scandalo. Pepe immancabile, spicchietto d'aglio, basilico abbondante e zucchine, meglio ancora se in piena stagione la zucchina San Pasquale col fiore, un po' di burro di buona qualità, una bella mandolina per tagliare, fatelo col coltello se siete abili, puliamo le zucchine, separiamo i fiorellini, togliamo giusto l'attaccatura del fiorellino, affettiamo spessore 1,5-2 mm, non troppo sottili, non troppo doppi. Questo lo buttiamo via. Volete esagerare? 2? Mi raccomando una cosa importante, le zucchine dopo averle affettate hanno bisogno di essere asciugate, ma non con un panno, sotto il sole. Beh, se non avete il sole basta un po' di aria, magari in un posto coperto. Noi facciamo così, ben aperte e le mettiamo sotto la lampada. Quando si asciuga riuscirà a friggere, rimanere croccante, nello stesso tempo evitiamo di mettere un po' di sale e strizzarle, perché le zucchine strizzate hanno perso tutto il loro sapore. Questi o li farciamo, ci mettiamo un po' di ricotta buona e li friggiamo, o se no li mettiamo nella nostra anerano. E oggi faremo proprio così. Una bella julienne. Allora, perché un formaggio poco stagionato? 12-14 mesi, 18, non di più. Comincerebbe a dare un po' di spinosità. Piccante non va bene. Piccante ce lo faremo con un po' di pecorino. Come vedete, le nostre zucchine sono cambiate. Si sono asciugate, hanno perso almeno un 30% della loro acqua. Adesso le andremo a friggere. La facciamo intorno ai 160 gradi in maniera tale che rimangano verdi ma non diventano troppo scure. Vedete? Le zucchine non vanno particolarmente asciugate dall'olio, perché in questa maniera olio ne assorbiranno veramente poco. 2, perché l'olio è fondamentale, quello della zucchina fritta, per la realizzazione dell'anerano. Mamma mia, quanto è buono il profumo del basilico in tutte le stagioni. Schiacciamo l'aglio, 1, 2, come volete, dai, un po' di olio da crudo, mettiamo i nostri fiori di zucchero, un poco d'acqua di cottura, lasciamo stufare aglio e fiori di zucca, chiffonade di basilico. Il basilico portatelo al bollore, poi spegnete. Mi raccomando, togliete già l'aglio, ha fatto la sua parte, è arrivato il momento di rinvenire le zucchine. È arrivato il momento, caliamo la pasta, hop. L'importante è che la quantità di zucchine sia praticamente il doppio della quantità del pasta. Una pasta piena, saporita, intensa. Signori, ci siamo, la pasta la finiamo in cottura qui con le zucchine, il basilico, i fiori. Facciamo mantecare, eccola, mettiamo il burro e lo mettiamo adesso per evitare di farlo fondere inutilmente. Facciamo arrivare la pasta a completa cottura e poi fuori dalla fiamma mettiamo i formaggi. Mettiamo il basilico, ricordandoci sempre di tenerlo al bollore, ci darà l'ultimo sprint di profumo. Quando la temperatura si abbassa aggiungiamo una parte di pecorino e il nostro grana. Mantechiamo. Ci siamo, signori? Ci manca ancora qualcosa, non ce lo dimentichiamo. Last but not least, un poco di pepe. Eccola qua. Ma voi vi direte, perché impiatterà 2 piatti? Perché uno è per me e uno è per voi. Ecco qua, comfort food. E voi, l'avete mai mangiato un anerano così? Fate i bravi.